A Treviso le finali di Under 13 si sono giocate nel bell'impianto di Rua di Feletto, in un'intera giornata dedicata a questa categoria. Nel pomeriggio è stata la finale femminile ad aprire i giochi con la sfida fra Aurora e Biadenese. Titolo provinciale all'Aurora di Godega e Orsago, che si è imposta per 3-1. Beh, la soddisfazione oggi è veramente tanta, perché le ragazze in tutto il campionato hanno fatto un buon campionato. È un bel gruppo perché sono formate da 14 di loro che hanno lavorato 3 volte a settimana in modo proprio intenso e proprio con passione. L'obiettivo sinceramente non era il titolo provinciale, però strada facendo alla fine pensavamo proprio di arrivare ad ottenerlo. Grandi festeggiamenti al termine dell'incontro per questa società già finalista anche in Under 14, premiata dal vice sindaco di San Pietro di Feletto, Loris Dalto. Abbiamo lavorato molto sodo e è tutto grazie alla nostra allenatrice Alberta Biasi e anche al nostro allenatore Di Lorenzo Alessandro. Per quanto riguarda le seconde classificate della Biadenese di Montebelluna, il risultato è più che soddisfacente. Sì, è veramente un bel inizio, sono soddisfatta veramente perché siamo partite in poche e in 8 riuscire a fare un campionato e arrivare secondo è veramente difficile. La volontà c'è e spero che questo per il prossimo avvenire sia una bella cosa, insomma. A Treviso, fra maschile e femminile, le squadre iscritte all'Under 13 sono state parecchie, con una netta prevalenza di quelle femminili. L'Under 13 di quest'anno ha visto una cinquantina di squadre impegnate nella fase di qualificazione del torneo, dei gironi che sono partiti prima di Natale e stanno finendo in questi giorni con le finali di oggi. Nella finale maschile anche l'Under 13 ha confermato la supremazia della Piave e della Sisley, che si sono affrontate in tutte le finali giovanili provinciali. Anche nell'Under 13 si è imposta la Sisley, che ora punta al titolo regionale. Adesso c'è la fase calda e speriamo vada meglio dell'anno scorso, che abbiamo perso purtroppo. Lavoreremo duro per arrivare a vincere il trofeo. Loro se lo meritano e ci proviamo. Per la Piave il secondo posto è la conferma della bontà del lavoro anche in Under 13. Sicuramente un buon risultato, speravamo magari in qualcosa di più, di combatterla un po' di più questa partita e soprattutto speriamo di far bene alle regionali, magari di togliere un po' di problemi e di togliere soprattutto un po' di ruggine che hanno i ragazzi, perché un po' troppo emozionati per la situazione. Vincere una finale provinciale contro la Sisley sarebbe un compito alquanto improbo, ma perlomeno la Piave dimostra di meritare la piazza d'onore in tutte le categorie. Sì, siamo arrivati su tutte le finali e purtroppo sempre dietro alla Sisley, speriamo di far più avanti un po' meglio. Treviso però non si ferma qui, l'estate sarà lunga ed il lavoro con le società sarà coronato dalla presenza della nazionale italiana femminile. Sì, quest'anno abbiamo una stagione praticamente che non terminerà neanche durante l'estate, nel senso che chiudiamo qui con l'Under 13 tutti i vari campionati, ma ci resta ancora la fase cosiddetta di qualificazione delle terze divisioni e delle seconde divisioni, poi abbiamo la festa finale del mini volley del 30 di maggio, però la cosa più importante è che quest'anno l'estate nostra sarà dedicata al volley con una tappa di qualificazione dei mondiali femminili seniores con la nazionale italiana che avremo qui proprio a Conegliano dall'8 luglio fino al 20 di luglio. Ci saranno anche altre 3 nazionali che oggi non conosciamo, quasi sicuramente la Bulgaria e poi 2 che non sceglieremo noi ma si qualificheranno, tra l'Azerbaigian e la Cecoslovacchia.